La Sardegna è un frammento della Tirrenide naufragata. Di quella grande terra, scomparsa durante un cataclisma dell'era terziaria, cioè milioni di anni addietro, ha conservato i profili e le prospettive. L'assalto del mare e del vento hanno ricamato le sue coste, sagomato la sua natura. Si deve dire che, quasi trattenuti da un istinto remoto, i sardi hanno sempre avuto poca confidenza col mare. Oggi una delle più vetuste razze del genere umano si affaccia al mare con la curiosità dei fanciulli. Nel compiere questo piccolo cabotaggio, prima di addentrarci nelle campagne e nei paesi, tornano alla memoria le parole di David Herbert Lawrence, lo scrittore inglese al cui genio dobbiamo l'intuizione del continente che questa isola rappresenta. Andare in Italia e penetrarne il significato, egli scrive, è per noi un atto di affascinante autoscoperta, a ritroso nelle antiche vie del tempo. Strane corde meravigliose si svegliano in noi e di nuovo vibrano dopo centinaia e centinaia di anni che erano state dimenticate. Questa mattina, nel vedere il gelo sugli intricati e ancora selvaggi cespugli della Sardegna, la mia anima è di nuovo esaltata. L'Italia mi ha restituito non so che cosa di me, ma certo molto, molto. Nei sardi si va ora sviluppando una vocazione marinara che, pur vivendo in un'isola, essi non avevano avvertito prima. Nei loro racconti, i vecchi hanno sempre insistito nel far sapere che per le lunghe strade del mare sono venuti tutti i mali all'isola. Incursioni, rapine, pestilenze, sciagure. Ma oggi quelle sinistre impressioni tendono a scomparire. Ai pescatori di origine ligure, napoletana e catalana che vivono nei paesi delle coste si aggiungono pescatori di più recente estrazione che stanno scoprendo e sperimentando la straordinaria ricchezza di queste acque. Agli uomini che lavorano con sistemi primitivi, le fiocine e le nasse, succedono le ciurme dei pescherecci attrezzati coi traini e le cabine frigorifere. La pesca del tonno arrossa ogni anno le acque di Carloforte e delle altre rive occidentali. Nella fase finale della mattanza, quando si maneggiano gli arpioni per issare sui vascelli la preda, la pesca si trasforma in un assalto cruento, durante il quale gli uomini debbono combattere direttamente coi grossi tonni infuriati. I fanciulli, dovunque curiosi, si dilettano a catturare gli esseri strani che il mare custodisce. È un mare che ospita tra l'altro testuggini e ostriche giganti, chiamate nacchere, che bisogna andare a scovare nel fondo, staccarle con destrezza dalle rocce dove riposano come suppellettili. Sono ottime e parecchio nutrienti. Se uno raccontasse di aver fatto colazione con un'ostrica, nessuno ci crederebbe. Eppure, di questa fatta, non potete digerirne più di una. Ma la specialità di queste rive rimane la pesca con la fiocina. La soddisfazione di cogliere prede di singolare grossezza ha diffuso la fama delle spiagge di Alghero, di Olbia e di Golfo Aranci. La pesca negli specchi d'acqua di Portofino o di Stromboli diventa un'impresa incerta e difficile rispetto alle meravigliose cacce che è possibile fare nelle baie di quest'isola.
Con dita agili, come quelle di una tessitrice di ollolai, i pescatori confezionano le trappole che serviranno a prendere le aragoste. I prelibati crostacei sono copiosi lungo le coste, prolificano tra le scogliere non molto distanti da terra. L'esca è costituita da piccoli pesci infilzati in uno stecco di canna. Le nasse vengono ritirate ogni 24 ore e le aragoste trasferite dentro vivai galleggianti per essere poi avviate nei più importanti mercati d'Europa. L'homard à l'américain, che figura nei menù di Parigi o di Londra, proviene spesso dai mari della Sardegna. Popolati di ogni specie di pesci sono i mari di quest'isola. La malaria che infieriva lungo le coste è stata debellata. Le spiagge sono diventate sicure e accoglienti e il popolo dei pastori si riconcilia con il suo mare. Quel mare, che lo aveva tenuto distante dal resto della nazione, diventa un ottimo pascolo e una buona via da percorrere. Non siamo nel Mar dei Caraibi o delle Antille, ma nei fondali di Alghero, altra importante risorsa è il corallo. Un argano azionato a forza di braccia trascina un congegno di reti per strappare dagli scogli del fondo la purpurea vegetazione dei coralli. Sembra che girino le aste di un torchio per spremere l'uva o le olive, ma i rami corallini che fioriscono nell'abisso fra le alghe ed altre erbe marine non si concedono facilmente. Poche fluorescenze scarlatte sono il risultato di lunghe ore di lavoro, ma questo è certamente un dono prezioso, di cui esperti artigiani riscatteranno poi la lucentezza e il colore. Multiforme è l'isola nelle sue riviere. Sulle pietre delle coste il mare e il vento hanno giocato di fantasia, modellando gole e insenature, aprendo archi che una barca può attraversare a vele spiegate, solcando le falde e le radici dei promontori. Lunghi secoli d'acqua hanno vinto le pareti calcaree, hanno scavato grotte come quella sotto il bastione di Capicocchia, intitolata a Nettuno, dove gli antichi immaginavano che il dio marino venisse a incontrare le ninfe. O quella che qui vediamo di Cala Gonone, lungo la costa orientale, profonda oltre 6 chilometri, dove ha la sua abituale dimora un mammifero che non troverete in altre sponde del Mediterraneo e che invece si rifugia in branchi numerosi tra le stalattiti di questo favoloso meandro. Animale assolutamente imprevedibile nei mari caldi, la foca è riuscita a sopravvivere dall'età glaciale dentro caverne fino a ieri in gran parte inesplorate, adattandosi gradualmente al mutamento di clima e di ambiente. Incontrare questo mammifero nei mari della Sardegna testimonia delle metamorfosi avvenute col variare dei secoli sulla faccia terrestre. Non c'è giardino zoologico che potrebbe offrirci un tale spettacolo.
Affioranti dall'acqua della prima stagione del mondo, le riviere sono ornate di profili inconsueti. Chi costeggia quest'isola o vi approda scopre il ruolo preponderante delle sue rocce. Con una trama inesausta si diramano dalle radici marine alle cime più elevate. Dalla Gallura al Campidano le pietre hanno favorito il gioco dell'immaginazione. Massi astratti scolpiti dal vento e dalle acque figurano in questo museo della natura. Grigi strapiombi, finestre aperte sulle pareti di roccia, speroni dove fanno nido i gabbiani. La cintura di quest'isola, che racchiude all'interno prati di asfodelo, selve e vigneti, ha fatto germogliare nella fantasia dei sardi la leggenda sull'origine della loro terra. Narra la favola che quando Dio si accinse a modellare la Sardegna, si accorse che gli era avanzato soltanto un ruvido cumulo di granito e di sassi. Come un cauto seminatore sparse sul mare quelle ultime pietre, ma non volle che affiorassero dalle acque come uno scoglio inerte. Perciò vi aggiunse foreste di elci, placidi fiumi, pascoli folti, insenature inghirlandate di viti, di cactus, di palme nane. Al termine dell'opera, l'isola di pietra si era trasformata in una terra così varia e ricca da rassomigliare quasi a un continente. I sardi hanno la coscienza di appartenere a un continente. Anche per questo rimasero per secoli asserragliati nella loro fortezza. Ma oggi solcano e rastrellano il mare con pescherecci moderni. Il mare diventa ogni giorno di più il grande pascolo di questo popolo. A volte la solitudine dell'altopiano è rotta dalle grida, dai suoni e dai festosi latrati di una battuta a cinghiale. È la caccia più famosa della Sardegna e ha il suo rais come la pesca dei tonni. In costume preciso e inflessibile, il capocaccia impartisce gli ordini e assegna le poste. I cani corrono a stanare la fiera. In genere l'attesa non è lunga, perché i monti e le selve della Sardegna non scarseggiano di cinghiali.
I prati dell'isola, a primavera, cominciano a coprirsi di aspodeli. Nel cuore della Barbagia, a Ollolai, l'aspodelo viene raccolto per intrecciare canestri. Ogni giorno le donne tornano in paese con fasci di arbusti. I giorni continuano a svolgersi uguali, come gira il fuso della filatrice, con la cadenza monotona delle mani che da un fascio di aspodeli traggono sempre un identico intreccio e le stesse forme. Ma, come dice Lawrence nel suo libro Sea and Sardinia, anche le terre più selvagge sono pervase di coscienza e dovunque si vada, fra le influenze del presente, del Medioevo o delle misteriose divinità del Mediterraneo aborigeno, si trova che il luogo ha il suo genio conscio, perché la gente, dando loro un'espressione, ha reso coscienti anche i luoghi. Dopo millenni di vita, le radici della razza si sono affondate in questa terra, profonde come le piante che hanno spaccato massi di granito e resistono alla furia dei venti. Perciò, nonostante l'odierno fervore di rinnovamento, la faccia del paese non cambierà troppo presto, non perderà nel giro di pochi decenni la ricchezza delle sue tradizioni e gli arcani paesaggi non diventeranno piatti e incolori col pretesto di essere uniformati alla vita di oggi e modernizzati. I miti, i costumi, i paesaggi formano l'anima della Sardegna. Ai primi fiati della primavera, quando i fiori del cisto illuminano la Sardegna, le mandrie partono dalla pianura, attraversano paesaggi quasi africani per ritornare ai monti natii. Durante l'inverno hanno soggiornato vicino alle spiagge, nei Campidani, dove il clima è più mite. Non appena nell'aria alita il soffio della nuova stagione, ecco il pastore in cammino dietro al suo gregge per la transumanza. Chi ha letto le poesie di Sebastiano Satta, contemporaneo di Carducci, o i racconti di Grazia Deledda, avrà avvertito nelle loro pagine la religiosità che ha quest'usanza nell'esistenza dei pastori. Tra i fiori del cisto, che coprono di un bianco tappeto le colline della Sardegna, i greggi avanzano verso gli antichi ovili. La primavera mette in risveglio l'isola. Le colline, i boschi risuonano degli echi di un misterioso concerto. La natura che opera tale miracolo viene descritta dalla Deledda come invasa dai folletti e percorsa dai cavalieri.
La scrittrice di Nuoro ci ha lasciato un ritratto della sua terra come Verga ci ha lasciato il ritratto dei contadini e dei pastori siciliani e Tolstoi quello dei mandriani e dei mujik della steppa. Al soffio della primavera, sapendo i loro uomini sulla via del ritorno, le donne indossano i bei costumi per riceverli, scrutano da lontano le valli quando vanno a prendere l'acqua, preparano le leggere focacce. Ci sono villaggi appesi alle pendici montane che hanno l'aspetto di un'altra età, di cui le donne sono le sagge amministratrici. Così anche il ritorno dei pastori, come tante espressioni della vita sarda, ha una cadenza gentile e assume il valore di un rito arcaico. Qui trovate certe forme leggiadre di pane, ricamato con gli stessi motivi che esse usano per i loro corpetti e i loro veli da sposa. Insieme al pane offrono ai loro uomini dolci di mandorle e di miele e il bicchierino della vernaccia. Il ballo fa parte delle antiche costumanze, un ballo sereno, per nulla scatenato come i balletti di oggi. Eppure, per tornare alle testimonianze della Deledda, quanto fuoco lo anima. Sfiorandosi le mani, i giovani si contagiano il fuoco delle loro vene. D'intorno il paesaggio è ancora pieno di animali allo stato brado. Cavalli e asinelli che vivono arrampicandosi per i sentieri delle montagne. Una natura che piacerebbe a Walt Disney. Coi denti d'oro, imbionditi da una sorta di lichene che vegeta sulle rocce e costituisce la pastura prediletta, capre e mufloni vivono in branchi numerosi. I bizzarri e agilissimi mufloni si trovano ormai soltanto in quest'isola del Mediterraneo. Nella stessa Corsica, dove se ne videro fino al secolo scorso, sono scomparsi. Vige tra questi animali una forma di matriarcato. Si riuniscono in branchi di femmine. Il maschio dalle corna ricurve le spia e le rincorre, ma in genere è solo. Come le capre di cui sono i remoti parenti, i mufloni prediligono i luoghi impervi, le rupi, gli strapiombi sul mare. Alle volte, fuggita dal gregge, una capra si unisce al branco dei mufloni, ne condivide la sorte sugli aspri sentieri.
Alle volte, invece, un piccolo muflone si rassegna fra le capre del pastore alle regole della mandria, al collare e alla campanella. In questo ambiente, popolato di teneri e agili animali, sembra di ritrovare l'infanzia del mondo. Il nostro cuore, sui silenziosi altopiani, ritorna alle origini. In un romanzo della Deledda, Canne al vento, spicca tra i vari personaggi Grigenda, una ragazza bella, amata da un giovane di condizione superiore alla sua. Per il fatto che essa va al fiume a lavare, la gente sostiene, proprio come in un intreccio di Tolstoi, che ciò impedirà il suo matrimonio. Il paesaggio sardo è tuttora pieno di tali storie. Cuori in contrasto, servi fedeli, rancori profondi portati per tutta la vita, visioni mistiche che accompagnano i pellegrini di questa terra. Ogni anno, lungo i sentieri della Gallura, si rinnovano gli antichi pellegrinaggi. Come in una stampa medievale, la processione è preceduta da un frate a cavallo. Non è facile intuire i drammi che le facce ieratiche delle donne nascondono. Le terre della Gallura hanno saputo custodire la lingua e le consuetudini che nel Medioevo introdussero gli uomini d'arme, i mercanti e i religiosi venuti da Pisa e da Genova. Nei villaggi i pastori hanno lasciato le donne. Per lunghi mesi sugli altopiani, come racconta la leggenda, seguono la sorte della pecora matta, che fuggendo dalla tanca venne condannata da Dio a errare per sempre. Così, senza mai stancarsi, dietro il gregge è costretto a peregrinare il pastore. Quando questi nomadi si ritrovano insieme, l'incontro che allenta la loro solitudine viene festeggiato sacrificando l'agnello più grasso. Con gli spiedi di corbezzolo preparano l'arrosto, il furria vurria, rosolando la carne accanto alla fiamma con una rotazione lenta ed esperta. Gli altri incontri avvengono a scadenze fisse nei mercati di bestiame e durante le sagre davanti alle chiese di montagna, dove si stipulano i contratti di pascolo. I pastori si riuniscono anche per la ponidura, il dono di un capo di bestiame da parte di ogni pastore per ricostituire il gregge a colui che lo ha perduto. A interrompere la solitudine dei pastori contribuiscono alcune feste. Alla sagra di Tascusì, assieme ai pastori, partecipano le popolazioni del Gennargentu e della Barbagia. Rendono grazie alla Vergine della Neve, che ha protetto le mandrie nella pianura durante i mesi della migrazione invernale. La vacanza dura diversi giorni, vi si tiene un grosso mercato, si balla, i divertimenti sono semplici, elementari. L'allegria dei sardi è sempre assai misurata. Si dice che essi non ridono, ma si limitano a sorridere. Del sorriso etrusco sfoggiano l'ultimo esempio. L'ombrosa amarezza che distingue questo sorriso può spiegare il significato di sardonico, un aggettivo che deriva appunto da qui.
La processione si snoda sugli altipiani per sentieri impervi. Va e ritorna al santuario. Qui si scioglie con una invocazione più accorata, perché questa è anche l'ora del congedo. La sagra è finita. Le donne e i pellegrini riprendono il viaggio verso i loro paesi. E i pastori resteranno ancora soli, col gregge e con la loro malinconia. Anche nel dolore i sardi sanno essere composti. Talvolta la maledizione antica si ripete. Il retaggio di un'età sinistra fa le sue vittime nelle plaghe più desolate dell'isola. L'angoscia di un'esistenza scontata sui monti come una condanna, la durezza di una vita senza amore, armano la mano dei più torbidi e forse dei più infelici. Allora un triste mortorio avanza per le straducce dei villaggi. La mastruca che protesse il pastore dal gelo dell'altopiano difende il suo ultimo pudore. La ruvidezza della natura e il carattere veemente di questi uomini si rivela anche nelle gare violente, nei cimenti dove occorre molta gagliardia. I giovani sardi sono tutti espertissimi cavalieri e si misurano durante le feste. La prova più singolare e spericolata, l'Ardia, si svolge vicino al Tirso, nel paese di Sedilo, per onorare Sant'Antine, che è poi l'imperatore Costantino considerato santo dai sardi. Qui la vecchia Sardegna mostra ancora le sue usanze integre e il suo umore genuino. Ogni anno, intorno alla chiesa di Sedilo, essa risveglia i suoi costumi, gli istinti liberi e schietti della sua gente. Bella viola e no viola, solo con mi mirare mi consola. La temeraria cavalcata vuole rappresentare la vittoria di Costantino sopra Massenzio, alle porte di Roma, Ponte Milvio. Dopo aver ricevuto i 3 vessilli che verranno portati da colui che impersona l'imperatore e dai suoi luogotenenti, tutta la squadra è pronta a partire al galoppo verso il portale che si apre sul sagrato.
7 volte si cimentano i cavalieri, 7 volte quanti sono i colli di Roma. Contemporaneamente, un'altra schiera di fedeli compie 7 giri di corsa attorno alla croce, invocando la protezione di Costantino, chi bosdesit vittoria contra Massenziu tiranno. E nell'ardimento di una galoppata, nella foga di una corsa, l'antica razza dei pastori e dei guerrieri rivive una giornata di gloria. Le pietre che ingioiellano il paesaggio di quest'isola sono pietre miliari nella storia dei sardi. Hanno commosso il loro sentimento e la loro immaginazione. Formano il tema di molte favole, il cui interesse non può dirsi inferiore a quello delle pietre dei giardini giapponesi. Narrano di uomini e di animali pietrificati, di creature superbe e antichi mostri imprigionati nelle rupi. Attraverso innumerevoli stagioni di pioggia e di maestrale, la natura ha modellato nella trachite, nel basalto, nel calcare, nel granito le figure più estrose. Animali preistorici, gigantesche tartarughe, leoni rampanti popolano le colline, fra i cactus e gli asfodeli. Un orso colossale viene citato da Omero a proposito dell'incontro di Ulisse coi lestrigoni. A volte è bastato aggiungere un muro a un tetto di roccia per fare una piccola casa. A volte grigie pietre coperte di muschio stanno a ricordare la storia di un peccato, come la leggenda del frate e della suora puniti da Dio. I primi simboli religiosi dei sardi, la madre mediterranea, il betilo e il toro, sono di sasso. Nel sasso sono scavate le intricate grotte di una razza di cui sappiamo soltanto che appartenne alla preistoria. Lungo le pareti di calcare o di trachite, i primi abitanti costruirono le loro tombe, le Domus de Janas, che per la complessa struttura e le celle in cui sono suddivise rassomigliano a grandi alveari. Dei tempi remoti ci rimangono soprattutto le case dei morti, ma come avverrà più tardi per le tombe etrusche, le necropoli sarde riproducono nelle colonne che reggono la volta e nella decorazione delle pareti la casa che abitavano i vivi.
Le pietre a secco, tuttora adoperate dai pastori e dai contadini per segnare i confini, servirono ad innalzare il monumento più singolare, il nuraghe. Questa fortezza, che la leggenda vuole disegnata da Dedalo sull'esempio di quelle di Creta, questa casa-torre, che talvolta serviva da vedetta sul mare, costituisce l'espressione più eloquente della capacità creativa di quell'epoca lontana. Nessun'altra civiltà, oltre la Micenea, può vantare edifici altrettanto complessi. Gli anonimi architetti, innalzando intorno ad una torre centrale, spesso di 3 piani, altre torri minori, collegate fra loro da cortili, gallerie e scale a spirale, riuscirono a creare le ardite strutture di un campo trincerato che ci dà l'idea del labirinto dei primi abitanti. Sotto la protezione della fortezza nuragica stava il villaggio. Le capanne erano di pietra, i tetti di frasche, e la religione naturalistica come testimonia la polla d'acqua custodita sotto questa chiesetta, una sorgente che sgorga dal fondo di un tempio interrato, che secondo la leggenda liberava da ogni male, moltiplicava le forze e la vista degli innocenti, ma costringeva chi vi era immerso a confessare la verità. I nuragici affidarono a statuine di bronzo il loro messaggio d'arte e il campionario di allora. Il pastore, la madre dell'ucciso, l'animale fantastico, le navicelle votive, i lottatori, il capo tribù, il fanciullo sul toro. Gli antichi sardi non conoscevano ancora i cavalli. È alla fine del secondo millennio a.C. che i Fenici, approdati in Sardegna, vi introdussero le loro monete e vi portarono i primi cavalli. In questo pantheon figurano anche le sconcertanti, spesso crudeli divinità dei Semiti. Bes, grottesco nume di origine egizia, che procacciava alle donne un marito o un amante e proteggeva anche dal morso dei serpenti. Astarte, dea della luna, della morte e della fecondità, che veniva placata con vite umane. Esmun, dio della salute, cui per sollecitarne l'aiuto si offrivano vasi di forma umana. In tutta l'isola, i Fenici e più tardi i Cartaginesi edificarono templi ai loro idoli, soprattutto a Baal Hamon e a Tanit, davanti alla cui effigie venivano sacrificati i fanciulli. Il Tofet, così i Fenici chiamavano il luogo della cremazione dei bambini, ha restituito più di 3.000 piccole urne contenenti ceneri e ossa infantili. Dedicare il primogenito a un dio fu il più terribile sacrificio di quei tempi. I Punici lasciarono nell'isola numerose necropoli, che furono successivamente adoperate dai Romani, come questa di Sant'Antioco, venuta alla luce la scorsa estate, dove sulle tombe dell'età punica sono state trovate tracce di affreschi di età posteriore, raffiguranti i campi di Asfodeli, i crisantemi dei pagani. Nel V secolo le coste sono tutte in mano ai cartaginesi. La futura rivale di Roma fondò lungo il litorale raffinate città, come attestano le preziose reliquie ceramiche ellenizzanti che raffigurano dee, maschere, animali e opalescenti coppe di agata zaffirina. Cagliari, Nuoro, Sulcis, Olbia, tutte città fondate dai Punici, hanno restituito molti di questi tesori. Di pietra sono ancora le testimonianze dei Romani succeduti ai Cartaginesi, come l'anfiteatro scavato in una collina di Cagliari. Fra i monumenti romani bellissima si conserva, e circondata di fiori, la tomba di Attilia Pomptilla, sul cui frontale è scolpito il serpente, simbolo di eternità. Per celebrare Attilia, che sacrificò la propria vita volendo salvare quella del marito, tutti i poeti furono convocati da Cassio Filippo, marito di Attilia, e uno di essi presagì che il ricordo di lei sarebbe sempre fiorito nel cuore degli uomini. L'età di Attilia è la stagione del declino di Roma. Il tempo consuma la potenza umana come l'acqua logora gli edifici e le strade che i Romani costruirono nel cuore della Barbagia. Quando l'impero cominciò a disgregarsi, abbandonata a se stessa sotto la minaccia dei barbari e dei pirati, l'isola fu costretta a organizzare da sola la propria difesa. Sulle coste vennero innalzate torri e castelli. I musulmani dovettero rinunciare ad un possesso durevole,
I resti delle fortificazioni che servirono a respingere i Saraceni si possono ancora vedere da Castelsardo a Santa Teresa di Gallura, da Alghero a Bosa, da Santa Caterina a Cagliari. Poi, sulle soglie del Mille, i genovesi e i pisani purgano i mari dell'isola. L'elefante e il leone, simboli di Pisa, attestano il durevole dominio di quella repubblica. Per influsso dei pisani e dei genovesi e sotto il governo dei giudici, la Sardegna rinasce economicamente. Ancora al calcare, alla trachite, al basalto, al granito, è affidata la storia della Sardegna nelle belle chiese romaniche. Questi edifici posseggono il pregio di essere rimasti intatti, non hanno subito interpolazioni o aggiunte. Ma la primavera romanica sfiorisce presto. Dal mare sopraggiunge una sorte diversa. Gli aragonesi, già accampati ad Alghero, dopo la morte di Eleonora d'Arborea, conquistano tutta l'isola. Ancora oggi lo stile delle case e delle strade è nettamente iberico. Anche il dialetto che vi si parla risente dell'origine catalana. A Cagliari e altrove si ritrovano nei palazzi gli stemmi gentilizi accanto agli angiporti di gusto spagnolo. Nei paesi e nelle città, le bianche o bionde chiese di stile coloniale spagnolo rammentano le chiese del Messico e dell'America Latina. Utensili arcaici come la mola di arenaria o di basalto ci dicono che anche il pane nasce dalla pietra. L'architettura rustica riflette antichissime tradizioni e nell'interno della casa le opere si svolgono con un ritmo altrettanto antico. Nelle zone montuose la casa è comunemente di granito o trachite, di tufo vulcanico o di schisto. I muri, spogli, sono tutt'al più ingentiliti da una mano di calce bianca o turchina. Sulle soglie e nell'interno le donne filano come filavano le contemporanee di Attilia. Accendono il forno con frasche odorose di timo, mondano l'orzo, il grano e gli altri cereali, preparano il lievito e il pane. Quando sul pane da infornare la donna fa il segno della croce, essa ripete vecchi modi di dire. Ce ne sono bellissimi, come quello che si pronunzia nel dividere un pane con un amico o col bisognoso. Sul boccone spartito si siede un angelo. Se le donne hanno un telaio non diverso da quello che usava Penelope, il pastore ricava ancora dal legno vasi, cucchiai, scodelle, mobili e suppellettili di ogni giorno. Ma soprattutto dalle mani instancabili delle donne nascono i prodotti di un artigianato che rivela l'istintiva fantasia della razza. Come Penelope aspettando il marito intesseva il suo arazzo, così la donna riempie tuttora la sua giornata di piccole industriose fatiche. In alcune zone dell'isola l'autorità della donna è così pronunciata che si può pensare alla sopravvivenza di una forma di matriarcato. Gli uomini accettano il buon senso e il buon gusto femminili, considerandoli i cardini del matrimonio, i muri maestri dell'edificio familiare. E il tempo, per le ricamatrici di Dorgali o di Macomer, scorre placido, senza fretta. Il loro modo di cucire una tela
di imbastire e ricamare un costume, di orlare un velo bianco, di scegliere i colori e metterli insieme, imprimono un'armonia di cui altrove si è perduto perfino il ricordo. Quando il velo bianco è cucito ed è venuto il giorno di indossarlo, i parenti e gli amici mandano su ampi canestri i doni di nozze nella casa della sposa, i dolci e il pane preparati per la cerimonia. Al grido saludi e tribù, i piatti vengono rotti. Salute e grano, gridano gli invitati. Salute e prosperità. Lo sposo ha già fatto sul suo cavallo l'ultima corsa, la cavalcata d'addio alla sua libertà di scapolo. Poi, davanti ai testimoni e agli amici che fino alle porte del borgo gli improvviseranno una scorta d'onore, inizia con la sua compagna il viaggio di nozze. Spesso più esattamente un viaggio a cavallo, per visitare i parenti dei paesi vicini. I regali si ripetono in occasione del battesimo dei figli. Una festosa processione riporta presso la madre il bambino. I baci scambiati con la madrina e il padrino suggellano un nuovo patto d'amicizia. Fra i doni non manca l'agnello, auspicio per il battezzato a diventare un ricco pastore. È soprattutto la donna, come dicevamo, che tiene viva la tradizione dell'arte popolare. Intreccia eleganti cestini con le fibre più diverse, sceglie i disegni più fantasiosi. E pur rimanendo fedele ai temi e all'insegnamento del passato, quest'arte si va raffinando sotto l'assillo di un gusto sempre più esigente. Nascono ceramiche, vengono tessuti tappeti e arazzi ormai di gusto moderno. L'interno semplice della casa è ravvivato dai colori di stoffe tessute a mano. Come nelle case dei principi passano immagini preziose, in questo secolo della plastica e dell'anonimo. Dal corallo pescato nel mare di Alghero, gli artigiani ricavano gioielli e oggetti di grande valore. E nelle scuole d'arte la fantasia dei giovani viene educata a uno stile non più ristretto ai confini dell'isola, ma rispondente alle mode e alle richieste del mercato internazionale. Ma ciò che nelle scuole si insegna ha una meravigliosa, una inesauribile fonte di ispirazione nella vita quotidiana della gente semplice. Il vasaio, la filatrice del villaggio,
continuano sempre, pur senza saperlo, a indicare le vie maestre che bisogna percorrere per raggiungere la più progredita arte di oggi. I tessuti, gli arazzi, i meravigliosi costumi, così diversi da paese a paese, ci aiutano a decifrare il carattere della gente, a intuirne l'immaginazione e l'indole. Il vento che ha ricamato le pietre, il prestigioso maestrale che soffia sull'isola, deve avere suggerito alle anime semplici le prime nozioni di quest'arte. L'artigianato si trasforma nella moda di oggi. I modelli che le indossatrici sfoggiano sono ornati con gli stessi disegni dei tessuti, degli arazzi, dei Nelle strade, durante le parate folcloristiche, si ha la riprova di quelle invenzioni. Soprattutto i costumi colpirono gli occhi di Lorenz mentre compiva il suo viaggio in Sardegna. Lo scrittore descrive le lunghe gonne vermiglie dalle bande verdi, i grembiuli bianchi, le camicette gonfie legate da grandi borchie di filigrana, i boleri orlati di purpureo. Tutta la Sardegna, come un gonfio fiume di primavera, scorre con i suoi colori, le sue danze e i suoi canti durante queste feste. E si inseriscono nella parata anche le fosche maschere dei mamutones. Ondeggiano su questo fiume policromo che ha le sue sorgenti nella leggendaria età del bronzo e dei nuraghi. Abbiamo ripercorso le dune di sabbia che a primavera i pastori attraversano coi greggi verso i monti natii, dopo aver svernato nei Campidani. Al termine del nostro viaggio, conviene tornare sulle stesse dune per completare il quadro della Sardegna, per vedere ciò che essa vanta di moderno e fare un bilancio, seppure frettoloso e sommario, del suo passato e delle opere che oggi cambiano la sua faccia. Ci sono ancora chilometri di dune lungo le coste della Sardegna che danno l'immagine del deserto africano. Ma la malaria è scomparsa e uomini dal passo spedito vengono ogni giorno a imbrigliare le sabbie, a piantarvi e a innestarvi alberi. Innalzano sottili siepi e tralicci per proteggere dai venti i terreni recuperati. Così gli olivi selvatici hanno cominciato a fruttare e nuove terre si stendono fino al lontano orizzonte. Le vigne del Moscato e della Vernaccia hanno conquistato paesaggi deserti e malsani. Tuttavia, questa continua ad essere l'isola dei contrasti. Nelle strade campestri cammina ancora il carro dalle ruote piene, non diverso da quello degli antichi romani. E nei villaggi potete sentire la donna chiamare con la buccina i figlioli. Fra le isole della vecchia Europa, la Sardegna è quella che più accentuato mostra il contrasto fra vecchio e nuovo.
Si inizia l'era industriale, ma i paesi sono ancora immersi nell'antica, quieta civiltà contadina. In altre regioni già frantumata e scomparsa, questa civiltà contadina conserva in Sardegna le sue tradizioni, le sue usanze. Il telaio per tessere, il focolare nel centro della casa. E sistemi ancora primordiali di mietere il grano e trebbiarlo. Il grano è detto sulaore, come in Sicilia si chiama ulavuri, cioè la fatica, il prezzo del lavoro. Un vocabolo che deriva dal latino laborem e non solo esprime il travaglio dei contadini per ricavare il pane dalla terra, ma fa rivivere il clima delle Georgiche di Virgilio e ricorda i granai che la Sicilia e la Sardegna rappresentarono per Roma. Si sceglie il grano con antichi sistemi, così come si usa a raccogliere il sughero, risorsa altrettanto importante nell'economia dell'isola, i cui boschi vengono scorticati a intervalli ogni 9 anni. Anche le saline furono sfruttate da tempi remoti. Oggi figurano fra le imprese moderne più redditizie. Flottiglie di natanti e nuovissime attrezzature collegano le saline ai porti d'imbarco. La storia della Sardegna, dai primi abitanti che usarono il bronzo a quelli che eseguono gli ultimi sondaggi, è una storia di miniere e metalli, argento, antimonio, rame, manganese, nichel, cobalto. Cascate e torrenti formano l'altro carbone, il carbone bianco di cui quest'isola è ricca. Gli sbarramenti, i bacini artificiali, gigantesche fortezze dalle quali oggi si misura l'energia e il benessere di un paese, restituiscono alle turbinose acque dei torrenti la loro missione benefica. Attorno alle strutture ciclopiche il paesaggio è quello di 1000 anni addietro, popolato di pastori e di contadini che stentano a familiarizzarsi con queste espressioni della civiltà meccanica. Ma grazie ai bacini e agli elettrodotti potranno venire alla Sardegna le capacità industriali che finora le sono mancate. È tempo per la Sardegna di esperimenti diversi. Chi sfrutta i terreni bonificati, chi vi impianta vasti bananeti, chi vede sempre più nell'afflusso dei forestieri una fonte di ricchezza. Come Capri deve ad Axel Munthe parte della sua fama, così a Lawrence, scrittore poco conosciuto da noi ma famosissimo in Inghilterra, dobbiamo le correnti turistiche che ogni anno da Londra o Edimburgo portano qui migliaia di stranieri. Perfino gli scozzesi, gente parsimoniosa, si lasciano attrarre dal clima e dalle feste dell'isola. Le grandi parate in costume, cortei, processioni, cavalcate, tutto il colorato spettacolo che il popolo sardo organizza rivelano un'anima non corrotta dai tempi moderni. Le donne si agghindano di gioielli e pendagli, tintinnano e risuonano come maestose cattedrali.
si muovono orgogliose nei loro tradizionali costumi, non meno che se indossassero l'abito della più grande sartoria di Firenze o Parigi. Nelle loro cappe, sotto i veli, nei panni ricamati e trapunti, mostrano una naturalezza che toglie al folklore la vernice del folklore. Il folklore è diventato vecchio e oleografico in tante regioni perché non aveva più un'ispirazione. A Roma oggi stonerebbero sulla gradinata di Piazza di Spagna le fioraie con le ciocce dipinte dal Pinelli. In Sardegna, invece, la gente mantiene vive le costumanze popolari con una convinzione che è oggetto di meraviglia. Il sardo del 1961 monta a cavallo in cilindro con la stessa disinvoltura che distinse suo nonno. I sardi sono come gli inglesi, credono nel loro passato. Il loro passato è il vero regista dello spettacolo. La processione di Sant'Efisio, che si ripete da più di 1000 anni, ripercorre ancora oggi una via di confine fra il vecchio e il nuovo. Efisio fu allora un legionario al confine fra paganesimo e cristianesimo. Figlio di un cristiano e di una patrizia romana che non aveva accettato la nuova fede del marito, era stato educato ignorando la sorte toccata al padre. Considerava i cristiani nemici dell'impero, finché non venne illuminato. Difendeva le leggi di Roma, ma portava dentro di sé le speranze e le linfe che avrebbero dato a Roma più larghi confini nel cuore dei uomini. Gli stranieri che affollano queste spiagge hanno scoperto un'isola in cui la vacanza è piacevole. Una linea aerea diretta collega d'estate la Sardegna alla Gran Bretagna. Campeggi, villaggi magici, alberghi di lusso ospitano una clientela sempre più numerosa. Swing, blues, cha-cha-cha mettono alla prova la forza delle tradizioni, ma gli stranieri sono i primi ad apprezzare il colore e i costumi locali. Il folklore se ne avvantaggia invece che risentirne. Pur non essendo restii alle correnti forestiere, i sardi stanno provando che è possibile accoglierle senza dover rinunziare ai caratteri della regione. Consapevoli della loro civiltà, non intendono barattarla nel giro di qualche estate. Nel paese dei nuraghi, gli alberghi moderni fanno parte delle sorprese di questa terra, che, essendo la terra del miele amaro, è destinata ad apparire meno scostante non appena viene meglio conosciuta. In alcune zone, le api si nutrono di acri fiori di assenzio. Al primo gusto, asprigno e ruvido, stemperandosi poi nel palato, questo miele si mitiga, diventa gradito. Così questa terra è come il suo miele, nasconde baie segrete, è ricca di bellissime insenature. Se la Deledda, che ci ha descritto la sua terra popolata di folletti e di ninfe, potesse vedere queste spiagge, non crederebbe ai suoi occhi. Ci sono voluti anni per convogliare verso quest'isola la curiosità e l'interesse dei forestieri, e il merito è anche suo. Gli specchi d'acqua di Alghero oggi non sono meno rinomati che le marine di Saint-Tropez, e i fondali sono così ricchi di dentici e di orate che potete scendere a mare con la forchetta. Oh, il colcio di me, lume nemico non so con ne manco calè. Il movimento del porto di Cagliari e degli altri porti dell'isola, il fervore dei traffici, stanno togliendo la Sardegna alla sua troppo lunga quiete.
Lo scarico di materiali, cavi e macchinari prova che l'ora della rinascita è suonata. Ma chi arriva per una vacanza d'estate o per un breve giro di affari non deve lasciarsi ingannare dalle impressioni di questo traffico. Ingegneri, geometri, agrimensori hanno portato una febbre di opere. Come lungo le dune viene sconfitta la sabbia, così anche la coltre nefasta delle pietre viene minata. Nei brulli terreni i trattori avanzano in nome del progresso, ma nei sentieri si affonda ancora nel fango. I macigni, le grosse pietre che hanno sempre ispirato la fantasia dei sardi, hanno un'ultima storia da raccontare. La storia violenta dei bulldozer, che le strappa dal suolo, le solleva, le porta via perché gli aratri passino senza intralci. Accanto alla schiera dei trattori vedete ancora i vecchi aratri e i vecchi carri dei contadini. Aratri tirati dai buoi e trattori a nafta, bacini idroelettrici e parate folcloristiche. Forse, proprio dall'incontro di due civiltà, potrà nascere il contadino operaio. L'uomo che saprà dedicarsi ai campi e alla meccanica, che dividerà la sua vita fra le officine e le vigne e riuscirà a mantenere e a riprendere quell'equilibrio che manca all'uomo di oggi. Contadini e pastori avranno tempo di trasmettere ai meccanici le favole delle pietre lavorate dal mare e dal vento. L'amore per la natura, prezioso segreto di questo popolo, accenderà altri cuori e nuovi poeti verranno per raccontare con nuove immagini la storia della Sardegna. Vi ho accompagnato in un viaggio attraverso la mia isola per scoprire il volto mutevole di questa terra, per la sua varietà d'accenti, di prospettive, per il suo umore fantasioso, rassomiglia a un continente. Perciò accostandovi alla terra dei sardi, non disarmati al primo incontro, innanzi alla sua fisionomia selvaggia, innanzi all'umiltà dei suoi paesi, delle sue case di pietra scabra. Sulla soglia di queste vi attende sempre un ospite, che se vi siete guadagnati la sua fiducia, vi accoglierà con la nobiltà di un antico re pastore, dicendovi Saddomu espitica, sugoro esmagliore, la casa è piccola, ma il cuore è più grande. E infatti, oltre limitare, troverete un tesoro di affetti genuini, una ricchezza di tradizioni, di usanze, di miti,
tanto che vi parrà di essere approdati in un paese di favole, alle rive di una stagione cortese, ormai spenta, il prove da secoli, e quasi scaduta dalla memoria degli uomini. Ma la Sardegna non è soltanto un'isola di poesia, in questo mondo uniforme e livellato. Essa è anche una terra ricca di risorse ancora inesplorate, che può ospitare almeno altri 2 milioni di italiani. Questa terra, per la sua definitiva rinascita, non sollecita la carità della pace, ma la sua cooperazione affettuosa, fraterna, positiva, dettata dal convincimento che ogni sacrificio che sarà compiuto per la sua redenzione, alla fine a tutti gli italiani. Non si tratta di aiutare la Sardegna, perché questa ha bisogno di tali aiuti, quanto di valorizzarla al massimo, perché è l'Italia che ha bisogno della Sardegna, delle sue risorse, delle sue ricchezze ancora inesplorate, e soprattutto del suo vastissimo territorio ancora spopolato. E noi saremo veramente lieti. Se questo nostro viaggio che vi ha accompagnato alla scoperta dell'isola invoglierà molti italiani ad accostarsi alla Sardegna un sentimento nuovo, con interesse, come si conviene ad una creatura che tutti almeno un poco hanno trascurato, e che proprio per questo suo lungo esilio ha più sete d'amore.